Porte aperte al pubblico come non accadeva da anni alla base militare di Strana in occasione del centenario dell'aeronautica militare. Una chiamata a cui hanno risposto migliaia di appassionati di tutte le età. Un evento che ha permesso a cittadini comuni di passeggiare tra gli hangar, vedere da vicino velivoli, anche pezzi storici. Dai biplani di addestramento degli anni 30 fino agli AMX, ora in dismissione, ma che per 40 anni sono stati gli indiscussi protagonisti della difesa aerea dei cieli del nord. Il nuovo che avanza, l'Eurofighter, aeroplano di quarta generazione, che è la base solida su cui l'aeronautica svolge il compito istituzionale di difesa aerea nazionale. Sono circa 40 computer, fibre ottiche, quindi tutto ciò che penso era inimmaginabile 100 anni fa. E oggi essere pilota dell'aeronautica militare significa sostanzialmente essere un operatore di bordo dove hai una serie di informazioni che devi gestire, una serie di apparati da saper utilizzare per poter ottimizzare e usare le capacità del velivolo. In volo i caccia svolgono operazioni di addestramento. Tra le attività operative i decolli scramble autorizzati per intercettare e identificare aeromobili sconosciuti che violano lo spazio aereo dell'Alleanza. Eurofighter e AMX, uno dopo l'altro a tenere il pubblico per tutto il giorno con il naso all'insù, fino al gioiello marchiato Ferrari, l'auto di Gilles Villeneuve, riportato alla base proprio per l'Open Day di oggi. Era il 1981 quando qui su questa base nella corsia di rullaggio c'era la Ferrari, invece ovviamente nella pista c'era l'F104 e per 3 volte gareggiarono insieme per una gara di accelerazione. Vinse 2 volte la Ferrari, una volta vinse l'F104. Una storia gloriosa che risale al 1939 per il 51esimo stormo, quando venne fondato a Roma Ciampino. Nel 1947 l'assegnazione all'aeroporto di Treviso, 5 anni dopo l'arrivo in Strana. Il 51esimo stormo è inserito a tutti gli effetti all'interno della marca trevigiana e oggi ci sono tanti amici appassionati, anche curiosi, di coloro che ci vedono così volare ogni giorno sui cieli della marca e che oggi si vogliono rendere conto di quello che facciamo.